Ciao ragazzi, ci troviamo qui al centro commerciale Tiburtino per l'inaugurazione del nuovo Mi Store in Italia, nella capitale. Con noi qui c'è Maurizio, il Mi Store Manager, al quale adesso faremo delle domande e sentiremo cosa c'ha da dirci. Allora Maurizio, prima domanda che ti faccio è: siete il secondo Mi Store che apre in questo periodo storico del nostro paese, quindi immagino che sia stato abbastanza difficile rispetto, diciamo, alla normale inaugurazione di uno store aprirlo in questo periodo. Ecco, dici appunto quanto è stato difficile e quanto è gratificante arrivare a questo obiettivo e poi anche i successivi eventualmente. Come no? Allora, grazie innanzitutto per la collaborazione ragazzi, è un piacere. Iniziamo col dire che abbiamo tutti vissuto chiaramente un momento storico particolarmente impegnativo su più fronti. Quello che ci ha insegnato anche il momento storico che abbiamo vissuto è che le limitazioni e chiaramente tutto ciò che ne è conseguito hanno avuto anche un risvolto, oltre a quello chiaramente negativo, anche un risvolto positivo. Ci hanno insegnato a ottimizzare, a vedere comunque il bicchiere mezzo pieno, e noi della famiglia di Mi Store Xiaomi abbiamo fatto fondamentalmente questo. Abbiamo fatto squadra, l'idea appunto di una nuova apertura in un momento storico anche così particolare ci ha dato in realtà non è stato per noi un muro, un ostacolo, piuttosto ci ha dato la spinta, Stimolo in più, diciamo assolutamente, così, okay, a creare comunque sia una realtà così gratificante, così dinamica, soprattutto a mettere le basi anche per uno staff e un lavoro di squadra ottimale. Aggiungo anche che la cosa che è stata un po' la molla nel senso di sfida è stato un po' questo voler riportare il senso proprio di esperienza con il cliente, laddove c'è stato chiaramente un ovvio contatto da remoto, no? Quindi si è persa un po' anche quell'esperienza, quel senso di bravissimo, quel senso di one to one o comunque di aggregazione. Noi abbiamo voluto, rispettando le normative vigenti nella totale osservanza, abbiamo voluto per l'appunto ripristinare un po' questo contatto umano che alla fine ragazzi è mancato un po' a tutti, no? La sfera privata, lavorativa, umana, familiare, e quindi per noi è stato ancora più gratificante aver portato questo tipo di mentalità della quale siamo davvero tanto orgogliosi. Ok, grazie mille per la tua risposta. Con noi c'è Mirko, responsabile dell'MFC Abruzzo, che ora porrà la seconda domanda. Allora, sei responsabile di un Mi Store, ma sicuramente sarai anche un Mi Fan. Per te cosa vuol dire essere un Mi Fan? E cosa vorresti dire a tutti i Mi Fan che ci stanno seguendo oggi? Beh Mirko, guarda, essere sia responsabile di un Mi Store che un Mi Fan è proprio una combo perfetta, nel senso che è proprio un incrocio tra la passione, il senso di attenzione al dettaglio, ma essere comunque in un mondo così innovativo e così al passo coi tempi non può che dare sia da cliente che chiaramente da referente un grandissimo stimolo. Diciamo che quello che accomuna anche i Mi Fan comunque a tutto il pubblico è veramente un forte senso di appartenenza. Il Mi Fan è davvero super aggiornato, a volte non dico che ne sa più di noi, ma davvero sta sul pezzo in una maniera incredibile, e c'è questo grandissimo senso di condivisione, di rispetto anche delle opinioni degli altri, anche tramite social. C'è una moderazione davvero incredibile, frutto di un forte rispetto e davvero anche in quello di un senso di famiglia. Quindi ci piace aver mesciato questo tipo di mentalità e comunque di particolarità del Mi Fan con la mentalità comunque del Mi Store. E quello che dico a tutti i Mi Fan: seguiteci ragazzi, siamo qui, anzi parlo anche alla telecamera, seguiteci, siamo qui al Mi Store, qui al Tiburtino Shopping Center. Per noi sarà un piacere ricevere voi Mi Fan, tutti quelli che non sono ancora Mi Fan lo diventeranno spero presto. Per noi sarà un piacere seguirvi, consigliarvi, farvi vivere un'esperienza che in realtà possiamo dire che è data un po' per scontata, no? Per esempio vado proprio sul tecnico, uno spazzolino, no? Uno spazzolino normale, quante volte noi ormai diamo per scontato il fatto che ci laviamo i denti, ci passiamo, io sono un maniaco di filo interdentali per esempio, è diventata ormai un'abitudine di routine fondamentalmente. Ecco, la cosa che mi piace di questo mondo è che si dà valore anche a ciò che è ordinario, quindi quel quid in più che si dà a un gesto quotidiano secondo me è pazzesco. Quindi Mi Fan, vi aspettiamo, tutto il pubblico lo aspettiamo, e ragazzi grazie di cuore per l'opportunità e seguiteci numerosi. Grazie mille Maurizio per la tua disponibilità, in bocca al lupo per oggi per questa inaugurazione. E ragazzi, come già anticipato il buon Maurizio, lui si trova qui, vi aspetta, quindi che altro dire, mettetevi in macchina e raggiungeteci. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao, ragazzi, grazie.